Bene, al momento non abbiamo notizie di casi sul nostro territorio. Ovviamente è qualcosa di nato recentemente, perché è il primo caso in regione della settimana scorsa, di 2 settimane fa, quindi bisogna semplicemente stare attenti, essere pronti, ma ci ha allenato molto il Covid a rispondere eventualmente con misure precauzionali. Mi pare anche che sull'aspetto delle donazioni di sangue ci sia stato già diciamo, un'attenzione per cui vengono limitate proprio per cercare di arginare fin dall'origine il fenomeno, che spero possa rientrare al più presto. Siamo a metà estate, quindi credo che dovremo farcene, insomma. Di casi qui nella zona di Palmanova, quindi io credo che si debba affidare appunto alle strutture che, siccome essere una malattia rara per quanto riguarda il nostro paese, bisogna affidarsi alle strutture che sono addette a queste mini emergenze che si possono verificare. È chiaro che il virus è arrivato dal Nord Africa, probabilmente a seguito di trasporti, diciamo così, nell'acqua contenuto magari nelle carcasse dei copertoni, dei pneumatici, per cui difatti nessuna zona credo che possa ritenersi esente dalla possibilità di essere invasa da questa malattia.